Il sorvolo delle frecce tricolori e l'atterraggio degli incursori della Marina Militare, i paracadutisti con le tre bandiere, il tricolore, il leone di San Marco e la bandiera della Marina Militare. Ha preso così il via la sesta edizione del Salone Nautico di Venezia, aumentati gli espositori e un salone che si rinnova di anno in anno. Però io quello che penso che anche voi dovete ricordare, non dimenticatelo, è che siccome questa è una grande risorsa per la città, perché qui portiamo non soltanto l'economia del mare, ma l'economia, cioè potrebbe diventare un luogo di fulcro per il lancio di Venezia, del centro storico. Adesso prossimamente qui, nei prossimi giorni faremo un accordo, ci restituiscono i terreni, una parte dei terreni dell'Arsenale, anche della Darsena Grande, dove abbiamo dei progetti che racconteremo. Però ecco, bisognerà vedere le prossime elezioni in primavera del prossimo anno che tutti quanti controllino nei programmi, nelle promesse dei candidati, quelli che saranno, che dicano che il Salone deve continuare. Quando si comincia a scrivere la storia poi è difficile cancellare la storia, questo è già un pezzo di storia della nostra comunità, quindi non posso immaginare che il Salone Nautico scompaia, visto e considerato che è cresciuto e cresce di anno dopo in anno. Sappiamo comunque che noi siamo i primi produttori al mondo degli super yachts, circa il 50% di tutti i super yachts che ci sono al mondo sono italiani, quindi insomma credo che dobbiamo guardare avanti con un cauto ottimismo, ma naturalmente sappiamo che questa situazione dei dazi è in continua evoluzione dinamica e abbastanza incerta e inaspettata. È il futuro che parte da Venezia anche per il mare e per il Made in Italy. Complimenti. Il futuro del Veneto è nelle mani dei veneti e quindi nelle mani anche di Zaia, o soprattutto di Zaia.